brillanti e nuovi risultati nella lotta e nella cura al cancro. Sigla. L'ospite di questa puntata è il professor Giuseppe Opoker dell'Università di Padova, che è il direttore scientifico dell'Istituto Oncologico del Veneto, che ringraziamo perché sta dando un grande impulso e una grande sferzata agli studi e alle ricerche anche nel nostro Veneto, nel campo della cura, ma soprattutto della ricerca delle nuove cure per il cancro. Grazie. Sì, grazie anche di questa bella presentazione, però devo dire, sì, noi siamo in un momento realmente, sì, chiamiamolo rilevante, per non dire magico, sì, dal nostro punto di vista, però per l'argomento bisogna dire che è rilevante sulla lotta al cancro, perché siamo di fronte ad una nuova era, un passaggio da delle cure che erano sostanzialmente dei veleni che venivano somministrati a delle cure invece molto più mirate e personalizzate, che considerano che ogni tumore, ogni paziente ha caratteristiche particolari. Sì. Adesso c'erano due nuove grandi frontiere, una sul rapporto tra geni e cancro e l'altro sull'immunologia del tumore, che sono molto molto promettenti e stanno cambiando tutto, insomma, secondo me stanno sconvolgendo tutto. Questa grande sfida che è stato l'Istituto Oncologico del Veneto, istituto a ricerca a carattere scientifico ma un istituto clinico, sta vincendo la scommessa, perché nel Veneto stiamo andando bene. Stiamo andando bene in Italia. Allora, dopo vi mostrerò qualche immagine, sì, che riguarda, diciamo, il posizionamento dell'Istituto Oncologico Veneto rispetto agli altri IRCS oncologici e non oncologici d'Italia. È un istituto che ha fatto grandi passi in avanti e quindi io devo dire sono molto contento della squadra che c'è, che ha dei bei centravanti ma anche dei bei mediani. Io faccio un po' l'allenatore, se vogliamo, sì, ecco. Tra l'altro abbiamo avuto qualche mese fa l'accreditamento internazionale OECI, che è un'organizzazione dei centri oncologici europei, e siamo stati classificati come Comprehensive Cancer Center, che vuol dire per i telespettatori un istituto di grande capacità, al massimo del livello, come lo IEO, come il CRO di Aviano. Noi siamo ovviamente più piccoli, però abbiamo questa qualifica e quindi insomma queste sono soddisfazioni, vuol dire questa che il lavoro è stato fatto fino adesso. Di lavoro ce n'è ancora tantissimo da fare e ovviamente tutti hanno, insomma, io tiro sulle maniche e vado avanti. E via così. Avanti con la prima diapositiva, così il professor Opoker ci può dare qualche illustrazione dei risultati. Vi ho portato qualche diapositiva. La prima che vediamo qui è semplicemente per dire alcune delle parole chiave del nostro lavoro, che vuol dire capacità di fare diagnosi, ma di fare anche ricerca, di fare quello che si chiama, con un termine un po' difficile, medicina traslazionale, che vuol dire più semplicemente portare più velocemente possibile i risultati della ricerca all'ammalato, quindi tradurre la ricerca in un beneficio. Insomma, questa è la medicina. E poi si coniuga con il fatto che anticipavamo prima, che oramai in tutta la medicina si parla, e quindi anche da noi, di medicina personalizzata, nel caso oncologia personalizzata, con l'idea che ognuno è diverso, si assomiglia, ma ognuno ha delle particolarità, e se noi riusciamo ad identificare meglio le caratteristiche personali di ognuno, allora la cura diventa personalizzata. La prossima? Questo è il primo punto. Queste sono didattico anche le nostre linee di ricerca, che partono dalla ricerca di base, vanno sulla oncologia personalizzata, sulle modalità organizzative, sì, l'attività multidisciplinare, che è uno strumento fondamentale nella cura dei tumori, fino al resoconto se tutto il percorso che abbiamo messo in piedi, è efficiente dal punto di vista economico anche, quindi se i percorsi sono adeguati. Questa è un po' la nostra linea attuale
tra un po' dovremo mettere delle nuove linee di ricerca, ma credo che non ci sposteremo molto da queste. Allora vediamo la prossima. Ancora, ecco, questa mi serve solo per dire che una delle frontiere su cui ci stiamo adesso confrontando, direi proprio quest'anno, insomma da poco, è il rapporto tra sistema immunitario e tumori, che è una vecchia storia, però ha ricevuto un impulso incredibile dalla messa a punto di alcuni farmaci che sono in grado di rompere la resistenza che il tumore ha nei confronti del sistema immunitario. Il tumore sopravvive al sistema immunitario perché il sistema immunitario non riesce ad aggredirlo, a distruggerlo, perché ha dei meccanismi di protezione. Adesso, conoscendo questi meccanismi di protezione che sono diversi, sono stati mossi dei farmaci che vanno a interferire lì, proprio lì, portando un concetto piuttosto interessante, cioè non c'è più il farmaco per il tumore della mammella o per il tumore del colon o del rene, ma lo stesso farmaco che ovviamente attiva il sistema immunitario e lo lascia agire sul tumore, funziona per tutti i tumori, per cui è un cambio di livello molto importante. Questo. Sì. Diventa un farmaco solo per tutto, che è una cosa meravigliosa. Bellissimo. La cosa meno meravigliosa è il costo del farmaco, questo è molto meno meraviglioso, per cui questo veramente è un problema. E il problema del futuro è sempre quello, i soldi per il cancro. Problema è questo un problema difficile, razionalizzare la spesa, che sarà sempre più importante, però potenzialmente, potendo riconoscere meglio l'indicazione, userai meglio la risorsa. Insomma. Questo è bello, e anche perché effettivamente costa, però i risultati stanno arrivando. E per alcuni tumori la storia è cambiata. Sì. La storia è cambiata. La prossima diapositiva, regia, grazie. Ecco, ancora qui, questa diapositiva è un po' complicata, ma volevo introdurre un altro aspetto che sono le due grandi argomenti, che è il rapporto tra geni e cancro, solo per dire che il cancro è una malattia genetica, nel senso che i geni che governano la crescita cellulare per qualche motivo non funzionano più, e quindi il cancro è una malattia dei geni. Ecco, dopo ci sono dei cancri ereditari, questo è un altro aspetto che magari oggi non tocchiamo, che tra l'altro è il mio aspetto di lavoro precipuo, ma insomma oggi penso non lo trattiamo, ma in generale è una malattia del cancro. Per spiegare il meccanismo attraverso il quale alterazioni genetiche producono tumore, io vorrei mostrare la prossima, una diapositiva apparentemente strana, è quasi una storiella. Siamo su un tornante magari dei colli, vado avanti ecco, e vediamo apparire un'improbabile bassa a 2 piani su questo tornante, e avanti ancora, questo bus fa la curva, però vediamo che la curva non è ben impostata per qualche motivo, e alla fine della curva succede l'irriparabile, si è rotto. Ecco. Perché è successo questo? Ci sono 3 ipotesi. Correva troppo per quella curva, accelerava troppo, oppure ha frenato ma i freni non hanno funzionato e quindi si è presentato in curva a velocità eccessiva, oppure ancora ha frenato anche abbastanza, però ha fatto la curva in modo troppo garibaldino e la struttura non ha tenuto, qualche bullone è saltato, si è rotto l'asse e è successo il disastro. Ecco, nel tumore succede questo, ci sono dei geni che si alterano e fanno correre troppo la cellula e quindi si riproduce più velocemente, sono gli oncogeni si chiamano, oppure dei geni non funzionano più, si sono rotti e sono i freni che si sono rotti e quindi la cellula non ha più i suoi freni, quindi cresce troppo, oppure ancora i geni si chiamano modificatori, che sono i geni che hanno il ruolo di riparare continuamente le alterazioni che il nostro DNA subisce e non funzionano bene, non si riparano più e i bulloni si rompono e quindi diciamo, ecco questo terzo meccanismo per cui i geni producono tumore. Questo è un aspetto. Avanti, la prossima. Avanti ancora, e questo, vedete, questo è un piccolo articoletto che sta tra 2 dita, che però ci consente di analizzare là dentro qualcosa come 1.400.000 sequenze di DNA, 1.400.000 sequenze di DNA, vuol dire una potenza di calcolo incredibile, cioè questo è il progresso della tecnologia, e questa è una diapositiva vecchia, ormai di un paio d'anni, perché adesso siamo anche oltre. E quindi è possibile realmente avere una montagna di informazioni sul tumore. Sarà poi difficile estrarne il significato più funzionale. Cioè fate il mappaggio e poi bisogna cercare volta per volta. Sì, tu puoi sei tutto il tuo genoma, però dopo ci metterai 2 mesi a capire cosa hai trovato, però invece adesso la cosa va semplificata, però diciamo la tecnologia assiste moltissimo a questo passaggio. E avanti ancora nella diapositiva, una delle frontiere sul quale lo IOV si è spinto
è proprio relativo a questo fatto. Parlando con noi siamo quasi coetanei, insomma, quando ci siamo formati come medici la parte molecolare per noi era ridotta sotto zero, praticamente non c'era. Quindi c'è una generazione di medici che questa cosa non le ha mai viste, non le ha mai fatte. Perché uno come me si è riciclato e le ha imparate e si è entusiasmato. Ecco, mi sono innamorato di queste cose. Però esiste ancora una strato di popolazione medica che non lo sa, per cui è un problema anche per noi farli penetrare tutti questo argomento. Abbiamo poi fatto investimenti, abbiamo un nuovo laboratorio presso l'attore della ricerca che fa queste cose molto avanzate, con l'obiettivo di fornire al paziente già al momento della prima visita oncologica, quando si deve fare una diagnosi e scegliere la terapia, un set, le impronte digitali molecolari del tumore. Insomma, noi vogliamo fare questo. È una cosa che si può fare, che altri stanno facendo, c'è anche una rete nazionale cui aderiamo, che si chiama Alleanza contro il Cancro, che sta preparando i prodotti apposta per questo, per cui penso che una grande attività ci aspetta da questo punto di vista. Anche se, qui va detto, perché man mano che le cose si conoscono, poi vengono le complicazioni, si capisce che è sempre più complicato. Anche se noi potremo capire tutto del tumore in partenza, sapere tutte le alterazioni genetiche e decidere in base a questo, però quello che succede è che il tumore intanto è eterogeneo, cioè non tutte le mutazioni del tumore hanno lo stesso, diciamo, pericolo per il paziente. Alcune lo sono, altre non lo sono, e non è facile capire dove dirigere le nostre armi. Magari spariamo contro le cose meno pericolose e lasciamo stare quelle più pericolose. Il tumore è eterogeneo e cambia rapidamente, per cui quello che noi sappiamo all'inizio non è quello che succede dopo, non sappiamo cosa succede dopo e ci accorgiamo alla fine di quello che è successo quando abbiamo una metastasi periferica. E allora, se vogliamo evitare questo, dobbiamo poter avere delle informazioni prima e dobbiamo studiarle nella famosa biopsia liquida, di cui se ne è parlato adesso. E su questo noi abbiamo diciamo, delle competenze, quindi un atout particolare che io voglio cercare di usare, che è relativo alla prossima immagine, quella che vedrete a video. Eccola qui, questa cosa più scura in mezzo dei globuli rossi, queste specie di ellissi sono i globuli rossi, è una cellula tumorale circolante, perché ovviamente per riprodursi a distanza il tumore rilascia in circolo alcune cellule. Qui nella prossima ancora si può vedere questa cosa, dal tumore passa e va in circolo. E allora l'idea è: queste cellule realmente potrebbero rappresentare una semplificazione della complessità del tumore, perché sono le cellule più pericolose. Se noi andiamo a studiare non il tumore in toto, non solo il tumore in toto devo dire, ma andiamo a studiare anche queste cellule qui, abbiamo un'informazione più semplificata sulle cellule più pericolose, che è quello che a noi serve. Per cui stiamo sviluppando dei sistemi per studiare tutte le alterazioni genomiche nelle cellule circolanti. E siccome c'è un gruppo molto forte, che è il gruppo della Rita Zammarchi del nostro istituto, che lavora su questo, io l'ho messo insieme con un team di genetica molecolare del mio laboratorio, l'ho messo insieme nello stesso laboratorio, e da lì sono sicuro che nasce qualcosa di bello. Sì, questa è una delle mie scommesse, e su questo come direzione scientifica ho investito abbastanza, insomma, per cui spero che sì, però l'idea è un'idea che tanti altri hanno condiviso, insomma, quelle sono le nostre scommesse. Se vediamo ancora, forse ho portato un po' di immagini su quella che è la nostra posizione nei confronti degli altri. Su questa immagine forse non si vede tanto bene, ma va fatta una piccola notazione. L'Istituto Oncologico Veneto è un IRCS, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Sono delle istituzioni miste tra Ministero e Regione, nelle quali proprio la ricerca ha un risultato, conta, e c'è un finanziamento importante che arriva dal Ministero in base ai risultati che porti, anno per anno, quindi noi siamo valutati tutti gli anni. Siete costretti a studiare e ad avere risultati. Costretti a studiare, costretti ad avere risultati per poter poi continuare ad averli. Se noi molliamo, perdi i finanziamenti e nel giro di qualche anno è chiuso, quindi è una partita importantissima. E qui dimostra che questo è relativo ad un aspetto chiamiamola produzione scientifica, che è il cosiddetto impact factor, cioè il livello delle riviste su cui pubblichi.
che sta crescendo per tutti, per cui è una competizione che è sempre più difficile. In questa competizione sempre più difficile, la prossima diapositiva, noi nell'ultimo anno abbiamo fatto i passi in avanti, ci siamo posizionati dal 17° al 14° posto e guardate qui dentro sono tutti gli X d'Italia, che va dall'OIEO, l'Istituto Nazionale dei Tumori, il CRO di Aviano, il San Raffaele sono dentro, il Pavia, insomma, quindi sono istituti enormi che sono dentro. E qui siamo passati al 14° al 17° posto, ma se andiamo a vedere dalla prossima, quando il dato è, diciamo, scalato sulle unità di personale, quindi impact factor per il ricercatore è questa qui, e noi siamo al 4° posto. 4° posto in Italia. Siamo al 4° posto in Italia, che devo dire che siamo molto virtuosi. Devo dire che il Ministero ha riconosciuto questa cosa e nell'ultimo anno ha aumentato il nostro finanziamento budget per la ricerca di 500.000 euro, abbiamo passato i 3 milioni di euro, quindi insomma è un bel passo in avanti e quindi io sono molto orgoglioso di questo. Se però andiamo ancora avanti, qui sono alcune pubblicazioni, questi sono 4 articoli su New England nell'ultimo anno, non bruscolini, 4 New England, Nature Genetics e così via, e però volevo ancora finire questa presentazione con questa immagine che è presa dal pannello generale, è una fotografia che abbiamo fatto dal vetro di una cappa di culture cellulari, che a me passa estremamente interessante. Dice: ciao mie cellule, ho trascorso delle belle ore con voi grazie a tutto quello che mi avete dato. E questo è un ricercatore. Questo è dalla scrittura ricercatrice. Di ricercatrice. È una ricercatrice, non ne conosco il nome, però esprime da una parte la passione che ci deve essere dentro e anche per certi versi il coinvolgimento emotivo, l'impegno, perché la lotta al cancro dappertutto, ma in un X ancora di più, richiede a chi ci occorre passione, ci occorre dedizione, continuo, e si portano a casa anche la voglia di riprendere il giorno dopo a riguardare. Allora, quando hai queste pillole di entusiasmo tu puoi ben sparare, ecco, perché credo che noi dobbiamo utilizzare questo. Adesso, a parte la personalizzazione, il professor Opoker sta cercando di infilare la cura, la terapia sulla genomica specifica di quel tumore in quel paziente, quindi oltre che personalizzato è mirato, insomma. Allora io penso che non solo prendiamo 3 pazienti che hanno un tumore polmonare, li studiamo e scopriamo che sono diversi tutti e 3, questo è un problema, diciamo, è un aspetto importantissimo, ma anche che le stesse mutazioni magari sono quelle che ci dicono usa quel farmaco invece di un altro, lo possiamo trovare in più tumori diversi, di organi diversi, per cui potete ricombinare i farmaci in maniera diversa. Sì, cioè l'impostazione, il tumore del collo deve fare questo, il tumore della mamella deve fare quest'altro. Non è più così. Resta qualcosa ovviamente, però si aprono dei confini, delle barriere vengono a saltare, per cui realmente studiare l'assetto genetico del tumore diventa uno strumento fondamentale per dire: questo è il farmaco migliore per te in quel momento. Beppe, cosa ti viene in mente quando vedi questi giovani che fumano, che bevono, che mangiano male? Dice: mamma mia, io dedico una vita a queste cose e questi si autolesionano così. Noi facciamo un po' di campagna da questo punto di vista, la dobbiamo fare, abbiamo un gruppo che si occupa di prevenzione, abbiamo un gruppo che si occupa di alimentazione, abbiamo uno che è molto severo da questo punto di vista. Diciamo che c'è un ruolo da parte non solo degli istituti oncologici che devono fare la loro, ma anche da parte delle istituzioni, perché è un problema di salute pubblica alla fine, quindi avere una città che ha degli spazi sani, che ha delle politiche di prevenzione di male abitudini, diciamo, penso che sia importante. Noi abbiamo, non è proprio strettamente la tua domanda, però ne approfitto per dire che abbiamo appena concluso con Aviano e altri X un progetto di ricerca sulla patient education, cioè sull'educazione del paziente. Ed è un terreno molto fertile dove si può lavorare molto, vuol dire dare al paziente le informazioni giuste, e questo ad esempio noi lo stiamo facendo, il nostro ruolo è quello di produrre videoclips, abbiamo già 14 video pronti che poi appena saranno montati nel nostro sito a breve, ed è un altro terreno perché
insomma, non abbiamo di fronte un TAC o un pezzo anatomico, abbiamo di fronte un paziente, dobbiamo lavorare nella sua complessità con tutto quello che si può fare. Senti, in chiusura mi giunge di dire chiaramente ai nostri telespettatori, quando fate delle donazioni o quando fate la dichiarazione dei redditi, ricordatevi che una donazione importante, per esempio 5 per 1000, è quella verso lo IOV, cioè l'Istituto Oncologico del Veneto, perché non sono soldi persi, sono soldi che vanno a favore nostri o dei nostri figliuoli, perché la ricerca deve andare avanti, lo Stato tutto non lo può fare. Sì, ovviamente, devo dire di quello che abbiamo detto oggi, una buona parte, cioè la parte nuova sulla genomica è sostenuto in gran parte da 5 per 1000. Io ho preso 5 per 1000 esatto. E lì l'ho indirizzato e da lì voglio ricavare risultati per dare ai pazienti e tornarglielo in beneficio. Grazie ancora di questo. Grazie professor Opoker. Ricordatevi, grazie. Il 5 per 1000 può essere donato a cose molto importanti come l'Istituto Oncologico del Veneto. Ricordatevi, se non è quest'anno è per il prossimo, ma segnatevelo. Vi ringrazio ancora per l'ascolto e a voi tutti alla prossima puntata.